No, ma intanto iniziamo, che poi lasciamo il tempo e lo spazio ai relatori di questa sera. Intanto vi ringrazio per la numerosa presenza e benvenuti a questo nuovo ciclo di Venerdì di Storia. È una rassegna sicuramente importante per la nostra città, una rassegna ormai da anni radicata nel nostro territorio. Io vorrei ringraziare tutti gli storici e le associazioni che in tutti questi anni si sono dedicati alla promozione di questo importante ciclo di serate e appuntamenti che ricordano i fatti che hanno segnato la nostra storia e la storia della nostra città. Un piccolo appunto, mi diceva prima il direttore della biblioteca Stefano Pagliantini, che ringrazio perché poi è lui che tiene le fila di questi importanti incontri, e a parte l'incontro in Baxi, tutti gli altri incontri, qualcuno l'avevamo messo alla biblioteca perché la sala Chilesotti sarebbe stata occupata, saranno tutti in Chilesotti, quindi Baxi resterà presso la sede di Baxi, tutti gli altri invece saranno qui in sala Chilesotti e quindi non in biblioteca. Io volevo dire molte cose questa sera, vista anche l'importanza di questa serata che cade proprio di venerdì, il 26 settembre. Però questa mattina, durante la celebrazione e la messa che si è tenuta qui in San Giovanni, il vice sindaco ha fatto un discorso che mi ha un po' toccata. Ha parlato di un fatto che è accaduto al papà, e se mi permettete è breve, ma vorrei portarlo anche a voi perché è un fatto che resta nella memoria del nostro vice sindaco, ma che non troveremo poi scritto nei libri di storia o in altre parti. Quindi ve lo leggo velocemente e poi lascio la parola ai relatori di questa sera. Mio padre era nato nel 1924, lavorava a Bolzano come macchinista e conduceva i treni. Quando le stazioni ferroviarie divennero facile bersaglio di bombardamenti, nel caos generale lui, come molti altri, era tornato a casa. I nazifascisti lo cercavano e in più di un'occasione andarono a casa della sua famiglia, minacciando sua mamma, di arrestarla se il figlio non si fosse presentato. Una domenica a San Nazario, dove viveva, convinto dai suoi amici, era andato in chiesa per assistere alle funzioni religiose pomeridiane. E proprio lì, in chiesa, avevano fatto irruzione alcuni uomini armati che con i mitra spianati lo avevano preso e portato a Bassano per processarlo. Durante il processo possiamo tutti immaginare le condizioni in cui si svolgevano questi processi. Condannandolo, gli dissero che le destinazioni per lui potevano essere due: o i campi di lavoro in Germania oppure a combattere il fronte. Lui rispose: io vado al fronte. Gli chiesero stupiti: per quale motivo vuoi andare al fronte? Perché io conducevo i treni al confine e da ogni sosta scendevo, raccoglievo mele a terra e le lanciavo attraverso le grate dei vagoni piombati alle persone che, stipate all'interno, soffrivano la fame e la sete. Io quella fine non la voglio fare. Le immagini disumane che aveva visto con i suoi occhi avevano dettato questa scelta. Portato a Vicenza, nella notte, riuscì fortunatamente a scappare. Tornò a piedi a Bassano e rimase nascosto in un fienile per 6 mesi. Solo sua sorella durante quel periodo lo raggiungeva per portargli da mangiare, ma mio padre per fortuna si salvò. Ecco, ci tenevo a condividere con voi questa importante testimonianza e credo che sia proprio questo il compito di noi cittadini, ancor prima di amministratori, perché è importante ricordare per non dimenticare, e perché appunto fatti atroci che sono successi nella nostra storia, come quella del 26 settembre di 81 anni fa, speriamo non accadano mai più. Io ora lascio la parola ai relatori e vi ringrazio ancora per essere qui questa sera. Grazie. Buonasera, ringrazio gli organizzatori per questa occasione. Siamo qua in una data così significativa per la storia di Bassano nella Resistenza, ne ha parlato l'assessore adesso. Sul giornale di Vicenza di oggi è toccato a me presentare l'ultimo libro sugli eventi del Grappa del 44, e domani pomeriggio l'autrice di questo libro, Sonia Residori, sarà qui in città a parlarne. So che stamattina le scuole hanno rinnovato il ricordo di questo
di quella tragica giornata. Giuriolo, Tony Giuriolo, in quella data, 81 anni fa, era lontano, era sull'Appennino tosco-emiliano e precisamente stava comandando azioni della sua piccola brigata Matteotti, coordinata con il comando americano della Quinta Armata, equipaggiata con armi e divise americane. Da poche settimane quelli che gli americani chiamavano i Tony's Boys si battevano per conquistare dei piccoli lembi di montagna al di qua della linea gotica. I tedeschi stavano lasciando questa loro linea fortificata per arretrare sulla nuova linea verde, dove si sarebbero trincerati fino all'aprile del 45. 2 mesi e mezzo dopo il capitano Tony sarebbe morto in combattimento. Ecco, c'è un filo che lega i caduti di quei mesi sulle montagne di tutto il nord Italia e credo che, mi pare che a tenerlo teso e vibrante sono le iniziative come queste di oggi, anche qui a Bassano, e di domani. Io spero che continuino tante e sempre. Tra poco vedremo il film che a Giuriolo è stato dedicato. Presento io il regista Marco Zuin e Giulio Todescan, del capitano Tony, è il pronipote. Provo a ridurre il rischio di ripetizioni concentrando il mio ricordo su qualche tema che nel loro lavoro è stato meno sviluppato. A partire proprio del titolo proposto dagli organizzatori per questa serata, che è Giuriolo a Bassano. Nella biografia nel 1984, pubblicata da Neri Pozza, e poi nella riedizione di qualche anno fa, c'è poco di Bassano. Il solo contatto di Giuriolo con la città, anche secondo il ricordo dei familiari, fu una supplenza nell'anno scolastico 38-39 per alcuni mesi in un istituto privato qui in città di cui manca la certezza del nome. Questa è una tessera ferroviaria di Giuriolo di quegli anni, gli serviva per biglietti e abbonamenti. Vedete che vi è registrato come professore, ma lui professore ufficialmente non lo era. Non era iscritto al Partito Nazionale Fascista e quindi non poteva insegnare nelle scuole pubbliche. Dove sarà stato in cattedra? Francesco Tessarolo, che mi ha qui convocato per questa serata, mi ha spiegato che c'erano in quel tempo varie scuole private a Bassano. L'Istituto Scalabrini e il Collegio Graziani erano cattolicissimi e difficilmente vi avrebbe trovato un posto anche molto precario un Giuriolo che era lui laicissimo e che a Vicenza, e quindi anche in diocesi, era ben noto come estraneo alle cose della Chiesa e come antifascista. C'era una magistrale Toniolo intitolata Al Mario, sul quale ho trovato questa riga. Bassano Guerriera ha dato il primo martire della provincia alla causa del fascismo, Mario Toniolo. Credo sarebbe stata una fatalità per lui insopportabile se Giuriolo avesse fatto il supplente proprio in una scuola così. E resta forse allora quel liceo scientifico privato Montegrappa che fu attivo in Viale 11 Febbraio fra il 34 e il 43. Se qualcuno ha studiato cose bassanesi in quel tempo forse ha trovato l'esistenza di questo liceo scientifico che è stato il punto d'avvio poi del liceo scientifico, che mi pare abbia avuto un professor Borin come anima per decenni. Ecco, lì in questo liceo scientifico, dove probabilmente era a fare il supplente nel 38-39, si insegnavano le materie che potevano essere congeniali alle passioni intellettuali e al titolo di Giuriolo, che si era laureato in lettere nel 1935 a Padova con una tesi su Antonio Fogazzaro, fra l'altro una tesi alquanto critica verso l'autore. Sempre del professor Tessarolo è stata per me una notizia interessante che non avevo trovato ai tempi dei miei studi per la biografia e che ci permette di entrare nel discorso sulla formazione culturale e sulla partecipazione di Giuriolo all'antifascismo clandestino.
Qui a Bassano, nel museo diretto da Paolo Maria Tua, un altro nome che deve essere rimasto scolpito nella storia culturale della città, stava operando dal settembre del 1937 uno studioso di arte, giovane come Giuriolo, 2 anni di più, classe 1910, è Carlo Ludovico Ragghianti. Lui era lucchese di nascita, da adolescente era stato bastonato dalle camicie nere, si era trasferito a Firenze a studiare e nel 28 era entrato alla scuola normale di Pisa. Qui aveva incontrato, con altre personalità illustrissime, decisive per la sua formazione da critico d'arte, Aldo Capitini, che sarebbe stato uno dei maestri anche di Giuriolo. Capitini lo troveremo fra un momento, era teorico della non violenza e sarebbe stato uno dei cofondatori del liberal socialismo. Ecco, Ragghianti si era laureato nel 1933 con una tesi sui Carracci, pittori fra 5 e 600, aveva avuto l'onore di una presentazione sulla rivista di Benedetto Croce, La Critica, che era uno dei massimi dei monumenti della cultura italiana di quegli anni. In quello stesso periodo un altro suo studio da critico d'arte su Giorgio Vasari era stato presentato all'Accademia dei Lincei dall'altro grande esponente della cultura idealista di quel tempo, cioè da Giovanni Gentile, posizioni totalmente distinte e opposte a quelle di Croce, sicuramente opposte anche a quelle di Ragghianti, tanto che era ministro dei governi di Mussolini, ma che riusciva a intravedere le capacità dei giovani che anche non la pensavano come lui e per quanto possibile cercava di valorizzarle. Diciamo quindi che questo Ragghianti, giovane brillante, in contatto con i 2 massimi esponenti della cultura umanistica nazionale, diventa una calamita per gli interessi intellettuali e i ragionamenti di Toni Giuriolo. Adesso vediamo di sviluppare il come politico e di formazione politico-culturale di Giuriolo, alla quale anche questo Ragghianti partecipa. Perché era a Bassano? Ragghianti era a Bassano perché stava proseguendo un lavoro di catalogazione di opere d'arte nei musei, fatto a Modena, a Rovigo, a Bassano, che gli era stato affidato dal Ministero dell'Educazione Nazionale. Ministro dell'Educazione Nazionale era un Giuseppe Bottai, altro nome famoso fino al 1944 del processo di Verona, e il quale magari per fare un po' di fronda molto blanda a Mussolini, anche lui metteva a contratto qualche giovane che era sovversivo ma valente come Ragghianti. Era l'unica possibilità che questo giovane brillante aveva di avere un'attività stipendiata, perché anche lui non poteva pensare a fare concorsi per l'insegnamento, perché anche lui era escluso in quanto non iscritto al partito. Nell'archivio della Fondazione Ragghianti a Lucca ci sono 160.000 fotografie, decenni di carriera. Le prime sono proprio alcune di Bassano, voi riconoscerete le vostre cose che sono qui sopra e che ben conoscete. Roberto Longhi, un altro illustrissimo della critica d'arte, gli aveva scritto, quando proprio era qui a Bassano, parlando delle sue massacranti attività di schedarolo. Da questo lavoro Ragghianti avrebbe fatto uscire un inventario generale delle opere ed oggetti d'arte della città di Bassano, compresi i musei, che era poi stato pubblicato dal Ministero. Questi 2 giovani intellettuali si conoscevano già da qualche tempo. Ragghianti era stato indicato a Giuriolo nei suoi contatti con quella piccola cerchia di liberal democratici, li chiameremo con una classificazione contemporanea,
che nel giro di 2 o 3 anni avrebbero fondato il Partito d'Azione. Cito un altro nome, un altro illustrissimo fra i critici letterari del tempo, Francesco Flora. Qualcuno avrà studiato sui suoi libri di storia della letteratura. Uno dei rari cattedratici che si erano esclusi dall'università per non aver giurato fedeltà al fascismo, che viveva con quello che gli poteva dare Benedetto Croce come redattore capo della sua rivista La Critica, della quale parleremo fra un momento. Ecco, questo Flora aveva detto a Giuriolo, che era andato a trovarlo a Milano, cerca Raghianti a Bologna. Poi gli avrà detto cerca Raghianti che è andato a lavorare a Bassano. È un'altra persona che la pensa come te. Questi sono giovanotti che nel 38-39 avevano 28 o 26 anni, ecco, tanto per dare l'idea di cos'era la precocità del pensiero politico diverso da quello del regime di questi pochissimi che facevano queste cose. Si erano incontrati, Giuriolo e Raghianti, a Bassano, si sarebbero reincontrati all'Albergo Mondo, via Vittorelli, hotel che aveva ancora, vedete in fondo lì sotto l'accento circonflesso sulla O, che a quel tempo c'era ancora. E lì lo studioso toscano alloggiava e lì si trovava a discutere di politica anche con qualche militare della scuola allievi ufficiali alpini della caserma di Viale Venezia. In una lettera che ormai è datata quasi mezzo secolo fa, al tempo della mia tesi di laurea su Giuriolo, proprio Raghianti lo qualificava così, detto di Giuriolo: orientato non solo in senso generico o generale antifascista, ma in un senso socialista, se con questo si intende la volontà di giustizia sociale, e in senso liberale, se con questo si intende la volontà di affermare la libertà personale e lo stato di libertà. Ecco, con queste parole entriamo nel nocciolo della breve storia politica di Giuriolo, della sua crescita da antifascista, degli orientamenti ideologici e della scelta partitica. A proposito del concetto di libertà citato da Raghianti, lascio un momento alla lettura le parole di Luigi Meneghello, che nei suoi libri, questi, ha scritto cose fondamentali sul suo prodigioso e misterioso maestro, questa era stata la sua definizione, e che sono contenute, le parole che vedremo fra un momento, nel capitolo finale del libro in cui ha raccontato la propria formazione scolastica. Fiori italiani, l'avremmo letto in parecchi, si estende dall'infanzia a Malo fino al tempo in cui lui, Meneghello, che era sempre stato studente brillantissimo e che nel 1940 aveva vinto i littoriali di dottrina fascista, cioè era il giovane fascista più fascista d'Italia, nel giro di pochi mesi, dopo aver incontrato Giuriolo, diventa un convinto oppositore del regime. Ecco, tra qualche minuto il documentario, intitolato proprio La religione della libertà, ci racconterà bene 3 cose. Le radici familiari socialiste di Giuriolo. Il suo papà, l'avvocato Pietro, ad Arzignano era l'avvocato dei poveri. Ci racconterà la formazione culturale crociana, tutta incentrata appunto sulla religione della libertà. Per dire una cosa
in biblioteca Bertoliana a Vicenza era sua, appena arrivava, la rivista di Benedetto Croce, che lui annotava a matita, e magari una cosa che in un appuntamento organizzato da una biblioteca non si dovrebbe dire, ma insomma, ci sono sulle copie della rivista, che era importantissima per la storia della cultura liberale in Italia, ci sono i punti a matita con la grafia di Giuriolo. E terza cosa, il film accennerà il suo progressivo partecipare alla cospirazione che tesseva legami fra i liberali democratici, come abbiamo detto prima, che 10 anni prima, ecco un altro nome da citare, avevano avuto come esponente Piero Gobetti, con loro e con i nuovi socialisti, allora, liberali democratici, non più i liberali che si erano compromessi votando per Mussolini nel 22 e restando con lui nel 24, e neppure i socialisti, i vecchi socialisti, che erano stati fra le cause dell'avvento del fascismo a causa del loro massimalismo. Ecco, con quei vecchi socialisti, i giovani come Giuriolo, come Raghianti non volevano avere niente a che fare, cercavano una forma nuova di interpretazione del principio della giustizia sociale. Erano due aree politiche che avevano dei nomi, dei riferimenti scritti molto, molto precisi, che aggregavano le idealità. Erano il socialismo liberale, teorizzato da Carlo Enello Rosselli, ammazzati in Francia dai Cagoulard su mandato di Galeazzo Ciano, e il liberal socialismo, teorizzato da Capitini e da Guido Calogero. Dalla confluenza di questi e di altri gruppi sarebbe nato nel 1942 il Partito d'Azione. Alla base di questo partito ci sarebbe stato un documento di 7 punti programmatici scritto proprio da Raghianti alla fine del 1941, come frutto dei suoi tanti viaggi fra i gruppi clandestini del centro-nord, compresa la sua presenza a Bassano. In questo disegno si vedono alcuni esponenti importanti del liberal socialismo e poi del Partito d'Azione. 2 o 3 nomi sono famosi, qualcuno meno. Lo schizzò Guttuso, Renato Guttuso, che è quello di Coppa, qua che sta ritraendo gli altri, e a quel tavolo poteva esserci benissimo Giuriolo, perché il livello dei suoi contatti era questo, tra il 39 e il 42. In giro per il centro-nord, quando riusciva, quando non era in servizio come ufficiale, prima in fanteria e poi con gli alpini. E difatti Giuriolo partecipa alle riunioni fondative del Partito d'Azione in Nord Italia, a Milano nel maggio del 42, dove arriva da Roma Ugo La Malfa, altro nome famoso della politica italiana, che in questa fase è il regista dell'operazione organizzativa del partito nascente, e partecipa alla fondazione del Partito Veneto a Treviso nell'ottobre del 42, alla quale sono presenti con Bobbio, di cui abbiamo letto un pensiero prima, che era professore a Padova, 2 giovani trevigiani che sarebbero diventati famosi, Opocher, futuro rettore a Padova, e Visentini, futuro ministro. Ancora presente naturalmente e promotore Giuriolo della fondazione di questo Partito d'Azione a Vicenza, dove si incontrano per dire vabbè, il Partito d'Azione ci vuole anche qui da noi, un amico di vecchia data che era Antonio Barolini, scrittore, allora era poeta, poi sarebbe diventato scrittore, Giuseppe Faggin, professore di filosofia. È possibile che se qualcuno che ha studiato al classico abbia avuto i suoi manuali di storia della filosofia 50 anni fa, e Licisco Magagnato, che a Bassano sarebbe diventato direttore del museo qui nel dopoguerra. Magagnato, la foto di Faggin, ci ho tenuto a metterla per intero, l'altra volta avevo usato solo il viso del professore. Vedete, quello lì è il Federico Faggin, che adesso è diventato famoso, bambinetto nel 1944.
Sì, dicevo che Magagnato è il giovanotto che esattamente il 10 giugno del 40, subito dopo il discorso di Mussolini ai combattenti di terra, di mare e dell'aria chiamati in guerra contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, era andato a trovare Giuriolo per la prima volta, diventando il primo dei piccoli maestri poi raccontati da Meneghello. Arriviamo veloci un po', vero? Che bisogna, il tempo delle resistenze. Questa foto mette insieme quel piccolo gruppo di studenti di 10 anni più giovani di Giuriolo che Magagnato li fa conoscere in biblioteca. Loro da studenti, lui da studioso che prepara qualche recensione per riviste letterarie o per il giornale cittadino. I nomi sono quelli diventati veramente immortalati nel libro I piccoli maestri. Con loro, variamente coinvolti, ci sono altre persone che qualcuno forse ha sentito nominare: Enrico Niccolini, che era stato professore nei licei e negli istituti magistrali, che abitava a Vicenza, ma Toni lo aveva conosciuto attraverso la cospirazione antifascista toscana, e Neri Pozza, vedete lo vedete che contempla una foto, che con lui e con il Barolini che abbiamo visto prima faceva una specie di trio stabile, anni dal 35 al 40, che discuteva di politica, di letteratura, di arte poco a Giuriolo perché non era particolarmente attratto, e tracce di questa frequentazione sono ben presenti nei libri di Neri Pozza sulla sua storia giovanile. E un'altra personalità importante, cofondatrice del Partito d'Azione a Vicenza, era il professor Mario Dalprà, collega di Faggin al liceo, uno sezione A, uno sezione B, che insegnavano storia e filosofia, che nel 1943 parteciperà con Giuriolo a una piccolissima ma significativa iniziativa culturale, vedete qui 2 titoli, pubblicando alcuni piccoli testi controcorrente che preparavano qualcosa che dovesse muoversi fra i giovani intellettuali di Vicenza. Proprio nel fascicolo di Dalprà, qui ci si sposta di un po' di anni, presso la Questura di Vicenza, che è stato reso disponibile nell'Archivio di Stato di Vicenza e che io non avevo reperito al tempo dei lavori per la tesi, c'è questo ordine di arresto per Dalprà Mario e Giuriolo Antonio. Provvedimento partito da Verona nel febbraio del 44, quindi tempo di clandestinità, tempo di resistenza, quando tutti e due erano lontani, già clandestini. Dalprà a Milano, dove era scappato perché a Vicenza lo cercavano e dove sarebbe stato un dirigente del Partito d'Azione importante, e Giuriolo nel Bellunese. Vediamo come arriva. Questa è una carta d'identità falsa che risulta quasi sicuramente rubata a Vicenza o messa a disposizione da qualcuno del municipio di Vicenza. Risulta rilasciata a Bari, vedete la data, abbastanza interessante, 15 agosto del 43. Se magari una guardia repubblichina avesse controllato, ma sarebbe venuto un dubbio sulla bontà della carta, ma insomma evidentemente avrebbero raccontato che a Bari si lavorava di Ferragosto. E questa carta gli servì per gli spostamenti dopo l'8 settembre, quando era ufficiale degli Alpini. L'8 settembre Giuriolo era a Vicenza, ufficiale, arrivato dal confine sloveno per rilevare e portare oltre quel confine, che peraltro in quel momento era Regno d'Italia, un gruppo di reclute. Serata
devastante, quella dell'8 settembre per tutti, e dopo il crollo dello Stato e dell'esercito di quel giorno. Giuriolo scampa la deportazione nei lager, che sarebbe invece successa secondo quello che è stato raccontato stamattina, no? Il racconto dell'assessore proprio di questo, vedere passare questi carri pieni di militari rastrellati e mandati in Germania. Ecco, resta nascosto Giuriolo qualche giorno ad Arzignano, casa natale della famiglia, e pensa di passare al sud ad andare a combattere con l'esercito regolare del Regno d'Italia, che aveva fatto il cambio di alleanze e avrebbe combattuto con gli alleati. Gira un po' fra Padova, Venezia, finisce a Udine, da amici del Partito d'Azione, che aveva conosciuto al tempo della molto silenziosa cospirazione universitaria. Le prime montagne dove va sono quelle fra Tarcento e Cividale, a metà settembre del 43. E una curiosità che trovate di recente in un libro su Renato Del Din, che vedete lì in foto, è che su quelle montagne, Subit, nella piccolissima formazione di ufficiali scampati alla cattura appunto da parte dei tedeschi e che erano intenzionati a battersi, Giuriolo fu per qualche giorno insieme con questo Renato Del Din, che è il partigiano morto pochi mesi dopo, che oggi dà il nome alla base militare americana dell'ex aeroporto di Vicenza, che si chiama Del Din. In ottobre si sposta sui monti del Bellunese. Come mai? Da Padova il neocostituito Comitato di Liberazione Regionale Veneto gli ha chiesto di andare in provincia di Belluno nella speranza di farli coordinare i primi gruppi di giovani che sfuggono ai reclutamenti della Repubblica Sociale. Vive alcuni mesi nascosto a Sedico, vicino nella valle del Piave, e poi sale nel canale del Mis. Il canale del Mis, vedete nelle foto, è una zona molto scoscesa che dà della Gordino e verso il confine con il Primiero. In questo posto, dove ci sono già giovani militari armati, organizza Giuriolo il primo lancio di materiali in territorio veneto da parte degli alleati. E in quella zona è raggiunto dal gruppetto vicentino dei Piccoli Maestri e comincia qui la breve epopea meneghelliana dei giovani partigiani del suo libro. In primavera il Comitato di Liberazione progetta di fare dei 7 comuni un punto di raccolta e di organizzazione dei giovani, la cosa che voi conoscete essere successa poi anche per il Grappa. Giuriolo passa in altopiano. Questa è una mappa pubblicata nella prima edizione inglese del libro I Piccoli Maestri. Il titolo inglese è I Fuorilegge. Anche lì ha un mandato importante: coordinare i piccoli reparti partigiani sparsi per i 7 comuni, ma di nuovo non ottiene risultati. Come a Belluno, i partigiani sono divisi fra politicizzati e autonomi, fra comunisti e cattolici, fra impegnati ideologicamente e giovanotti che solo scappano dalla guerra, oltre anche che tra paesani e foresti. Lui è un foresto e quindi i paesani asiaghesi gli badano poco. Passano 3 settimane, arriva il terribile rastrellamento della parte alta dell'altopiano, che è il clou del romanzo di Meneghello. Il 5 giugno del 1944 l'operazione tedesca, supportata da guide e pattuglie fasciste asiaghesi, fa 5 morti nel suo piccolo reparto. Un altro morirà poco più tardi. È un'operazione che disperde i giovani,
del suo gruppo e fa finire lui solitario, sbandato, fortemente scioccato, da tutt'altra parte sui Monti Vicentini a Campogrosso. Questa è la lapide che lo ricorda sotto la Sisilla e vicino al rifugio. Qui va a soccorrerlo il fratello Libero, che un anno dopo sarà prefetto dopo la liberazione, o nominato dal Comitato di Liberazione, e lo nasconde di nuovo ad Arzignano nella vecchia casa di famiglia. Giuriolo ha una ferita da curare, antieroica come ferita. Se l'era fatta maneggiando una pistola e da 2 mesi non riusciva a guarire. I familiari lo convincono ad andare a Bologna, dove ha parenti, si fa curare. Quando partecipa a qualche incontro clandestino a Bologna, gli chiedono di andare a mettere ordine in un reparto partigiano dell'Appennino. È una brigata organizzata dal Partito Socialista, Brigata Matteotti, che non è neanche del suo partito d'azione, ma Giuriolo rispetta un suo comandamento di dover fare, senza aspettare. Lo vediamo qui nella sua ultima immagine, scattata nell'estate del 44 in uno studio di Bologna, probabilmente serviva per qualche documento col quale potersi muovere. Fu fatta poco prima che salisse appunto a fare il capo partigiano nelle retrovie della linea gotica. La linea gotica, che è quella che vedete qua più a sud, era il sistema di fortificazioni fra il Tirreno e l'Adriatico. Va a rilevare il comando del reparto di toscani e emiliani, giovanotti ventenni e anche meno, e mantiene come nome di battaglia il diminutivo che tutti usavano da sempre per lui, Toni. Questa è una tessera partigiana di quella brigata Matteotti, vedete c'è il suo nome sotto come comandante, e questa è una sua firma su un rapporto compilato mentre era lassù. Ecco, gli avevano chiesto di andare su per pochi giorni per sistemare i guasti di un comandante che era molto poco partigiano e molto personalista, invece resterà Giuriolo lassù fino alla fine. L'attività era quella dei partigiani in quella fase: sabotaggi, piccoli scontri a fuoco, disturbo delle vie di comunicazione in un punto importante per i tedeschi, attese lunghe, spostamenti e roba da mangiare poca. Matteotti, questo suo piccolo reparto, si spostò nel Modenese fino a Montefiorino. Chissà di cose della Resistenza, ricorda che quella fu una delle piccolissime repubbliche partigiane dove per un periodo ci fu un autocontrollo autonomo da parte dei reparti partigiani. E poi fu invece nell'area bolognese dove passavano e sparavano i tedeschi della Reichsführer SS che arrivavano da Sant'Anna di Stazzema e scendevano a Marzabotto. Altri due nomi che conosciamo. Quando arrivarono gli americani, il suo gruppo non fu ringraziato, disarmato, salutato e mandato a casa col brevetto Alexander di bravo partigiano, come capitava di solito. Fu uno dei pochissimi, veramente pochissimi, che gli alleati mantennero in armi al fronte nella zona in cui operavano la Quinta Armata Americana, di cui dicevamo all'inizio, e una forza di spedizione brasiliana aggregata agli americani. Ecco, Giuriolo restò al fronte anche quando avrebbe potuto fermarsi a Firenze liberata, dove era sceso nell'autunno del 44 per cercare rifornimenti e dove gli amici del Partito d'Azione gli avevano chiesto di fermarsi per partecipare alla politica di quella che stava diventando la nuova Italia. Lui invece torna in montagna, devo andare su dai miei ragazzi, torna là. E di quel tempo, pochi giorni dopo il suo ritorno in montagna da Firenze, è una lettera che lui scrive proprio a Raghianti, e qui le cose ci ricollegano, che era presidente del Comitato di Liberazione a Firenze. Probabilmente l'ultima cosa scritta che è rimasta
del capitano Toni. Gli racconta che comanda una Matteotti, ma non sono passato al Partito Socialista, e che la settimana che doveva restare, nella quale doveva stare con i partigiani dell'Appennino, contro ogni mio proposito, è diventata 4 e più mesi e ancora non si decide a finire. Allora eccolo di nuovo a Porretta e poi sulla nuova linea del fronte con gli americani. Questa è una rappresentazione dagli archivi appunto americani dell'operazione avviata i primi di dicembre del 1944, in particolare per conquistare la piazzaforte del Monte Belvedere, punto chiave del fronte. Siamo alle ultime immagini. Queste sono le rovine del castello medievale del Monte Belvedere. Intorno c'era una potente fortificazione tedesca e qui era diretto l'attacco del 12 dicembre in cui Giuriolo muore combattendo in una azione condotta d'intesa con il comando americano. Hanno raccontato allora che durante un ripiegamento si era attardato per soccorrere un giovane ferito e che una sventagliata di mitragliatrice al petto, mitragliatrice tedesca, lo aveva colto al petto, uccidendolo all'istante. Grazie. Grazie mille Antonio. Io e Marco vi ringraziamo per la presenza numerosissima e dobbiamo partire con la proiezione del film che dura quasi 40 minuti, quindi per starci coi tempi e per avere qualche minuto dopo per fare qualche domanda direi di farlo partire. Solo una parola magari su perché è nato. Appunto il film nasce in occasione degli 80 anni della morte di Capitan Toni, che è stata nel 13 dicembre dell'anno scorso, e quindi è nato da un anno prima, diciamo, con l'idea di, in occasione degli 80 anni, raccontare questa figura tramite appunto un film documentario, un linguaggio nuovo che possa arrivare a un pubblico più ampio e incuriosire su questa figura e rinverdire un po' anche il suo ricordo. Personalmente appunto è una figura di famiglia, perché io sono uno dei pronipoti di Toni Giuriolo. Qui c'è anche mia madre Luciana, che poi vedrete anche nel film, è seduta da qualche parte, che è una delle nipoti, insomma, e quindi è una memoria familiare che però si intreccia con tante altre fonti di memoria, insomma. Direi di cominciare. Grazie.
sotto lui pensava di essere coperto. E poi c'è il problema della nebbia, che la mattina c'è la nebbia quando sono salito. Ora lettura delle motivazioni alla medaglia d'oro ad Antonio Giuriolo. Tra i primi ad impugnare le armi contro i nazifascisti con i pochi partigiani della montagna e successivamente organizzando vari reparti combattenti, partecipava ad epiche azioni di guerriglia e sabotaggio, distinguendosi per indomito valore e competenza. Alla testa dei suoi uomini contribuiva validamente alla liberazione di largo territorio dell'Alta Toscana, rifulgendo per tanto eroismo e capacità di comando che gli alleati vollero il suo reparto affiancato alle loro forze di avanguardia, con le quali conquistava arditamente il caposaldo del Monte Belvedere. Durante il combattimento per l'occupazione della piazzaforte di Corona, teneva da solo testa ad un contrattacco nemico nel nobile intento di proteggere il trasporto di feriti. Colpito a morte, chiudeva nel bacio della gloria la sua ammirevole vita, esempio luminoso di eccezionale ardimento e di generoso altruismo. La famiglia, come Giuriolo, ha una tradizione, diciamo, dai primi dell'Ottocento di una piccola borghesia colta e laureata. Mi capita di pensare alle diverse storie delle famiglie da cui provenivano i nostri genitori, soprattutto la mia mamma, due famiglie borghesi in cui l'obiettivo era sempre difendere il suo e andare a star meglio e anche ostentare poi, dimostrare questo potere economico che era frutto, per carità, di un lavoro, di un impegno. Ecco, questo mancava completamente nella famiglia Giuriolo. C'era questo atteggiamento etico nei confronti delle scelte, mai scelte convenzionali, ma scelte profonde. E da tutto questo viene fuori un senso di rispetto della persona e quindi di libertà. Il nonno, il padre di Tony, veniva detto l'avvocato dei poveri. Fu fortemente antifascista e nel 22 prese le botte. Arrivò questo stendardo. Dice il proletariato arziglianese, cioè le filandiere, i conciari, indignati per la brutale aggressione a questo uomo buono e giusto. Erano squadre che venivano da fuori paese, la gente di Arzignano non aveva il coraggio di farlo. Un mese prima c'era stata la marcia su Roma. Il fascismo è all'apice, baldanzoso, convinto di cambiare il mondo, forte al punto da cercare di tappare la bocca agli oppositori, a quelli che lo criticavano.
Tony aveva 10 anni, era il 22, era a Bologna in collegio con mio papà e arriva la notizia di questa violenza nei confronti del papà, che era già anziano. Questo secondo me è un tarlo che comincia a penetrare nella sua testa, e lui, questo tarlo, diciamo, gli impone un po' alla volta di prendere posizione. L'episodio che a scuola presenta il foglio in bianco per un tema che doveva parlare del Duce, di quante opere stava facendo, eccetera. E lui ha questo senso di ribellione, presenta il foglio in bianco creando scompiglio tra gli insegnanti, il preside, la famiglia viene convocata. E lì è un ragazzo, ma già comincia a farsi delle idee. Allora ragazzi, questa è la prima busta del Fondo Giuriolo, che è arrivata a noi tramite la famiglia Giuriolo, e in questa prima busta trovate una serie di fascicoli con carte personali, carte delle attività da partigiano, pubblicazioni o articoli di giornali che lo riguardano e le fotografie di famiglia. Quindi se volete potete cominciare a guardarle e a commentarle. Ecco, questa è una delle più famose. Sì, si vede. Ecco, questa E anche è questa. anche l'altra che vediamo spesso. Fotografie sue, personali, in cui lo vediamo con amici o da solo sugli sci, a scherzare, a giocare nella sua giovinezza. Quindi è bello immaginarlo anche nei momenti in famiglia o con Sì, gli fuori amici. dall'ambiente puramente combattivo. Come una persona... Tutto questo materiale ci consente di avere un'immagine, comunque le varie sfaccettature, no, dell'Antonio nel periodo dell'infanzia, da militare, nel suo tempo libero. C'era anche un grande amore per la montagna che realizzò soprattutto Tony, anche papà. Erano iscritti al CAI e coetanei loro con cui facevano gite, passeggiate, andavano a sciare, eccetera, mi hanno parlato di un Tony diverso, di un Tony allegro, di un Tony che cantava, di un Tony che trovava una realizzazione nello sport in montagna, per come si poteva farlo allora. Nel 1930 si iscrive a Padova alla facoltà di lettere e lì continua i suoi studi, comincia a frequentare anche gli ambienti antifascisti, lì comincia a conoscere Bobbio, conoscere Marchesi, conoscere altre figure che diciamo, agivano da oppositori del regime pur operando all'interno dell'università. In quel periodo lì, per mantenersi, concede lezioni private a ragazzi che ne hanno bisogno, poi traduce, scrive articoli su qualche rivista, eccetera. E insomma... non ha mai preso la tessera, quindi non ha mai avuto un impiego statale. E ricordo che
il papà una volta mi raccontò che la nonna l'aveva pregato in tutti i modi di farsela fare, di accettarla, per poter insegnare, perché era anche un discorso proprio di sopravvivenza economica. Chi manteneva la famiglia era mio padre, con un lavoro di avvocato di paese sostanzialmente. Si crea una cerchia di ragazzi che frequentano le sue ripetizioni e poi si passano parola, perché dalla materia di ripasso a ripetizione si passa a parlare anche delle cose che succedono, dell'ambiente, e questo crea un susseguirsi di proseliti, diciamo, di gente che lui non cerca ma che lo cercano. La fama di Tony si crea così un po'. Questi sono i ragazzi che poi lo seguiranno quando, dopo l'8 settembre, sull'altopiano del Sjago. Un testo molto importante per la sua formazione e poi per quella di questi giovani, l'aveva portato da Parigi durante un viaggio che fece per andare a trovare la zia. Nel 1938 portò che la Francia fosse una invasa. edizione della storia della democrazia americana di de Tocqueville, un testo che in Italia era un testo proibito, che riflette sulle forme di democrazia. Per Tony era diventata una cosa molto importante pensare a come sarebbe stato dopo la fine della dittatura. Da un punto di vista politico, sociale, ma anche ci si può avvicinare all'Antonio studente con le sue traduzioni dal russo, dal norvegese, con i suoi studi di letteratura. Sono le considerazioni su quegli anni 30 di passaggio in cui il regime si faceva sempre più feroce, in cui cercava di capire cosa fare della sua vita. Ok. Allora, dunque, buongiorno professore. La prima domanda che vogliamo farle è: come vive Giuriolo negli anni 30 nell'ambiente fascista e quali sono i comportamenti, gli atteggiamenti o le riflessioni che fa, che scrive, che mette in atto? Giuriolo cerca a fatica di costruirsi, insomma, delle zone franche in cui muoversi, no? In cui in qualche modo, con vari espedienti, si potrebbe dire addirittura, riesce a portare avanti il suo progetto di autoformazione. La biblioteca bertoliana era certamente un luogo molto locale, se possiamo dire così, però nello stesso tempo era un luogo dove indubbiamente lui, con la complicità dell'allora direttore, riusciva furtivamente sotto banco avere dei libri che non erano concessi in visione agli altri utenti. Mette in atto anche una sorta di, che ho chiamato isolamento, che anche in questo senso progressivamente attua come forma di non di distacco dal mondo, anzi al contrario, come forma, come scelta, unica scelta, sottolineiamolo, per poter realizzare un programma politico. Per poter realizzare un programma politico, nel senso un programma di formazione culturale, intellettuale, all'impegno politico, cioè l'impegno nella resistenza. Quel giovane, in quel contesto, pagò dei prezzi naturalmente, perché è evidente che non tutti erano in grado di seguirlo in un certo senso in quel percorso. Comincia effettivamente a guardarsi fuori e a entrare attraverso vari canali in contatto con gli altri nuclei che si stanno formando, quello toscano, umbro-toscano, sostanzialmente attorno a Capittini o altri intellettuali fiorentini, quello milanese e altri con cui comincia a tessere dei rapporti. Quindi c'è effettivamente la ricerca anche di trovare, insomma, degli agganci, dei confronti, di entrare dentro un certo network culturale, insomma.
E questi libri sono appartenuti? Questi libri sono appartenuti a Toni Giuriolo, in questo c'è la firma diciamo così, di appropriazione, come si dice, Sì. e questo forse no, e sono i testi fondamentali della cultura liberale di opposizione al fascismo di quel tempo. Naturalmente non è una cosa che si racconta facilmente al popolo, sono dei tomi che a leggerli sono una difficoltà enorme. Però chi aveva la forza di capacità di percorrerli trovava qui dentro le motivazioni per diventare un adepto della religione della libertà. Dobbiamo immaginarsi che questi libri siano passati per le mani di Meneghello, siano passati per le mani di Magagnato, siano passati per le mani di qualcun altro dei piccoli maestri e degli intellettuali che c'erano a Vicenza in quel tempo e che erano parte con Giuriolo della cospirazione del Partito d'Azione. Chi erano i piccoli maestri? Quali rapporti c'erano stati con Capitan Toni Giuriolo? Beh, i piccoli maestri sono, tecnicamente parlando, il gruppetto di partigiani che va a combattere con Toni Giuriolo, prima nel Bellunese, poi sull'altopiano di Asiago. Subito dopo l'annuncio dell'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania, Licisco Magagnato va a trovare Toni Giuriolo. Si incontrano la sera del 10 giugno del 1940, per Magagnato è la prima volta da Giuriolo, di cui sapeva l'identità di oppositore al regime, e comincia lui a parlare con Giuriolo. È Magagnato che progressivamente, 1940-1941, fa entrare in un piccolo circolo che si ritrova o con la scusa di fare ripetizioni a casa di Giuriolo o in biblioteca bertoliana, al quale a mano partecipano i vari futuri piccoli maestri. Il più famoso naturalmente, quello che ha inventato questo nome, è Gigi Meneghello, che va sempre ricordato che nel maggio del 1940 era il giovanotto fascista più fascista d'Italia, perché ha vinto i littoriali di dottrina fascista a Bologna. Poco tempo dopo, con il tramite di Magagnato, Meneghello diventa un oppositore del fascismo. In montagna, dove veramente siamo convissuti durante un certo tempo, io l'accompagnavo 2 o 3 volte, siamo andati insieme per spostamenti che facevamo e lui camminando parlava, e questo parlare mi dava l'impressione del maestro, capisci? E mi spiegava che cosa succede nella società civile, cose che noi allevati in una maniera chiusa, in una scatola chiusa che il fascismo ci imponeva, non riuscivamo a concepire, ed era molto importante. Poi sapevo che lui aveva rinunciato all'insegnamento per non avere accettato di aderire al fascismo con una tessera fascista, e questo per me era mitico. Mi ricordo benissimo che una volta andando verso Maga Fossetta gli avevo chiesto cos'era che l'aveva spinto a rifugiarsi, ma dice non è nessuno sforzo, io non ho fatto nessuno sforzo perché non potevo accettare, e questo mi dava sempre una scossa interna, non potevo accettare di essere parte di un sistema che opprimeva, che aveva ucciso la libertà. Sentivo poi la pressione, la grande pressione morale che lui spandeva attorno a sé, a tutti, anche senza parlare. La sua presenza era una presenza morale, e questo, sai, era una rivoluzione per una persona di 20 anni come ero io, 19, non so. La notte era una brigata di 18enni, si può dire.
Io avevo 21 anni ed ero fra i meno giovani. Non vi dico cosa può essere stato Tony per noi. Non sapevamo assolutamente niente di quello che non fosse la cultura fascista, ma avevamo capito che era un sistema che non poteva reggere e che sarebbe stato superato da queste esigenze di libertà. E fu Tony che ci insegnò con quei principi di democrazia. La sera a Raspadore tutti intorno in una stanza, seduti accoccolati per terra e intanto non solo domande e risposte, ma anche decisioni su cosa si farà domani. Cercare quindi il consenso, mai un autoritarismo, mai un'imposizione, mai un comando senza spiegazioni, ma una illustrazione della situazione e far capire qual era la cosa, in modo da avere veramente sempre l'unanimità e sempre il seguito dei partigiani. L'ultimo a mangiare. E quelli delle altre brigate che venivano, delle brigate per esempio della Garibaldi, che venivano in contatto con noi, dicevano: ma questo è un altro mondo, perché veramente era un mondo di libertà, di democrazia, di consenso, era una vita nuova che noi sentivamo, ed è anche per questo che siamo rimasti fino in ultimo. È anche per questo che, morto lui, abbiamo detto: nessuno potrà prendere il suo posto. Va bene, ecco, va bene, guardate in macchina, ecco. Luciana, per piacere. No, ma io non c'entro niente. Con noi. Una bella donna sta sempre bene. Vieni qua. Dai, vieni qua. Ma io mi vergogno. Dai, una giuriola. Ci vorrà una giuriola. Stare qui, abbiamo il suo posto in mezzo. Pier Antonio è fuggito. No, ma può stare in piedi, cioè. Va bene. Pier Antonio, vieni qua. Per piacere, vieni qua. Vai, ormai che Cavati gli occhiali. Ecco. Anche se non ci vedi, non vieni davanti. Perché? Va bene, va benissimo. Pronti, ecco, guardate in macchina, pronto? Il papà ne parlava relativamente poco, si commuoveva quando si andava sull'argomento di suo fratello, però ci portava il 12 dicembre sempre a Lizzano, perché il 12 dicembre i partigiani di là avevano deciso di ritrovarsi tutti gli anni per 20 anni e ricordare insieme la figura di Tony. E nei primi anni, noi eravamo ragazzini di 7, 8, 12 anni, conoscevamo queste figure che ci raccontavano episodi più veri, vivi, più di quelli che sentivamo in famiglia, e ci aprivano l'immagine su uno zio Tony di un'umanità incredibile, dal fascino che riusciva a emanare. Anche del suo comportamento. Della morte, dell'andare incontro alla morte. Lì lui confidava che lo avrebbero lasciato raccogliere i feriti, perché alcuni erano rimasti là nello scontro che avevano avuto. Questo insomma mi è stato, ho sentito come racconto dai suoi compagni, che erano l'avvocato Pilla, dopo c'erano 3 agricoltori di Molinella. Lui confidava che così nell'umanità anche dei tedeschi, dei soldati tedeschi. C'è stato un tempo, durato decenni, nel quale c'erano 2 Giurioli. Il Tony Giuriolo vicentino, conosciuto solo dagli amici, legato al piccolo gruppo dei piccoli maestri, appena un po' più conosciuto alla sua attività di giovane intellettuale, e c'era stato invece il Tony Giuriolo del Pennino bolognese, dove era il comandante militare,
il capitano sconosciuto arrivato improvvisamente lì che si faceva amare dai suoi giovanotti che erano ragazzi di 20 anni che andavano dalle campagne di Molinella alla montagna bolognese, modenese. Se dovesse fare un riassunto oggi della figura di Giuriolo, mettendo insieme le due linee con cui è stato conosciuto e raccontato, che quadro ne verrebbe fuori della persona? La prima parola che mi viene in mente è esempio, perché lui, non so se lo volesse essere, presumo proprio di no, ma lui è diventato un esempio sia dell'impegno intellettuale e culturale, impegno in favore della democrazia, naturalmente, della libertà, della giustizia, sia esempio di impegno fattivo, attivo, cioè non un contemplatore delle sue convinzioni, ma uno che queste convinzioni le metteva in pratica. Questo qua, vedi, l'Asia si chiaro attrezzato anche per arrivare su.
Giuriolo mette in atto una sorta di diserzione culturale, di distacco dall'ossessiva invasiva propaganda culturale del regime fascista. Attenzione, questo distacco, al tempo non capito dai suoi coetanei e male interpretato anche dai futuri piccoli maestri, si concretizza nello spazio dell'esilio, inteso come allontanamento dal conformismo del fascismo, imposto dal fascismo, come spazio di ricerca interiore. Ecco, questo è il vero Giuriolo, secondo me. Quanti furono i giovani che in solitudine, come nel caso di Giuriolo, riuscirono in quella temperie a mettere in atto una forma di opposizione culturale al regime fascista? Pochissimi, si contano sulle dita di una mano. La passione comune di questi ragazzi, perché erano tutti ragazzi di giustizia e libertà, per l'intero arco delle Alpi erano due cose: l'amore per la libertà e la passione per le montagne. È qualcosa che li accomunava tutti. Giuriolo era anche un alpinista, sciatore, rocciatore, e come tutti gli altri non amava la retorica, e Toni Giuriolo era uno che dava l'esempio. Ha dato l'esempio nell'altipiano dei 7 comuni, ha dato l'esempio poi nell'Appennino tosco-emiliano, scomparendo il 12 dicembre del 1944, ammazzato da una fucilata sul petto. Toni è deciso a non abbandonare il posto sino a che non avrà visto raccogliere i feriti e al sicuro i superstiti, ma non pensò certamente in quel momento alla sua salvezza. Se poté formulare qualche pensiero, forse si diede a riflettere serenamente sul suo destino, che era un destino di morte. Fu colpito improvvisamente al cuore e cadde senza un grido, bocconi per terra. Toni aveva 32 anni. Era morto da uomo forte e libero, come era vissuto, morto da partigiano, dopo aver sognato forse di diventare uno scrittore, ma scrittore o partigiano era lo stesso per lui. C'è la lapide, ci sono le parole, Meneghello trascrive Giuriolo cresciuto e caduto per la religione della libertà e racconta la terzultima e la penultima parola già incise sulla lapide furono cancellate in base all'argomento che di religione ce n'è una sola. Pare che Franco, che è il nome con il quale nei suoi libri Meneghello parla di Licisco Magagnato, furibondo per questo intervento del sindaco, abbia tentato invano di sostenere che quella è invece la mamma, che ce n'è una sola. Spiegazione di Meneghello sul tempo politico di Vicenza, in quel momento. In verità il sindaco non era uno sciocco e quando Franco si fu calmato gli fece capire che la religione della libertà era un'espressione giustissima ma inopportuna. È un tipo di argomento, scrive ancora Meneghello, che in altri contesti è ancora molto usato in Italia. Forse la verità è sempre inopportuna.
bersagliere a 100 penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare. Il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare. Là sui monti in giù la neve, la bufera dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno, il partigiano rimane lassù. Ma se venisse anche l'inferno, il partigiano rimane lassù. Quando viene la notte scura. Grazie. Prova, sì. Grazie per l'attenzione. È in questi contesti che insomma, abbiamo anche pensato questo documentario, quindi anche in una sala piena con un'introduzione e con un modo per ricordare. Quando abbiamo iniziato il film, la domanda che ci siamo fatti era proprio cosa resta della memoria di un uomo. Ed è qualcosa che resta nel presente. Fare memoria è una cosa che possiamo fare solo nel presente. E questo film e la presenza anche vostra è un atto politico. È qualcosa che a distanza di 80 anni non è memoria, nel senso non è qualcosa che è solo nel passato, ma purtroppo è molto presente anche oggi. E il fatto di coinvolgere anche due giovani, due ragazzi, no, non mi piace la parola ragazzi, due giovani persone che oggi hanno l'età che Giuriolo aveva quando ha iniziato il suo allontanamento da un pensiero omologato e uniformato. E lo si può fare solo per chi ha anche la fortuna di poter approfondire, come si diceva, certi libri, però lo si può fare solo attraverso la cultura, attraverso la ricerca, attraverso la voglia anche di andare contro, ma di andare anche per esempio all'estero. Quando va a Parigi ci va in bicicletta, ok? Cioè immaginate cosa significa. E la ricerca che fanno i ragazzi non è una ricerca su Wikipedia, non è una ricerca su poche fonti, ma incrociano archivi familiari, fotografie, videocassette di interviste fatte a chi Giuriolo l'ha conosciuto, storici, giornalisti, insomma chi ha approfondito. E approfondire è l'unico modo che abbiamo per non cadere in un sistema simile. Purtroppo siamo in un periodo in cui è terribile, ma è già tardi, non so come dire. Già ci rendiamo conto che sta succedendo qualcosa e non abbiamo capito come questa cosa possa essere successa. Sta succedendo. E quindi insomma non vogliamo dare insegnamenti, ma solamente aver appunto riportato la memoria di una persona come Antonio Giuriolo, che
si è distinto, è rimasto uno dei piccoli, chiamiamolo appunto maestri, non è uno dei nomi che sono rimasti forse troppo nei libri di storia, ma magari è rimasto un po' più confinato a torto in una memoria più cittadina, vicentina o dell'Appennino. Ma che come lui ce n'erano tanti, e non dimentichiamoci che siamo comunque in tanti, insomma, dalla parte giusta della storia. Non volevo fare un pippone, ma insomma vi ringrazio, insomma, per essere qui e per aver visto con noi. Visto che abbiamo 2 minuti e credo che dobbiamo a breve sgomberare la sala, vi vorrei solo dire questa cosa. Uno degli obiettivi è anche quello di portare il film nelle scuole, quindi se ci sono insegnanti, genitori, ragazzi che vogliono portare appunto il film, potete contattarci anche qui adesso, magari fuori, e si organizza volentieri. Già sta succedendo questa cosa e ci sembra importante portarlo ancora in giro dai più giovani. Grazie mille, grazie alla Biblioteca, al Museo Civico, ad Antonio e a Marco.